Marito e moglie di Portogruaro picchiati e rapinati mentre rientrano a casa da una cena. I banditi li hanno aspettati nascosti in giardino, le vittime sconvolte potevano ucciderci. Venezia, andiamo in Veneto orientale, un Veneto orientale che ripiomba nell'incubo delle rapine in casa. L'ultimo episodio è avvenuto la scorsa notte a Portogruaro. Posso ringraziare il Signore che è andata bene, basta. Perché erano 4 delinquenti patentati, gente senza scrupoli. E basta, sono entrate come delle bestie. Picchiati, malmenati, minacciati con un coltello lungo almeno 30 centimetri e una pistola. Un'esperienza terribile, pochi minuti di terrore e una rapina riuscita per fortuna solo a metà. I banditi scappati con un bottino relativamente magro, un Rolex e 6.000 euro in contanti. È accaduto ieri sera intorno alla mezzanotte in pieno centro a Lugugnana, una frazione di Portogruaro in via Fausta. Vittime di 4 malviventi: Gianfranco Papais, 66 anni, e la moglie Ivana Driussi, coetanea. La coppia, che gestisce delle sale giochi, rientrava da una cena. È stata assalita alle spalle. Io stavo entrando con la macchina in garage, mediante il basculante che andava giù. Automaticamente si sono infilati. Un'aggressione in piena regola, forse i ladri li stavano seguendo da Bibione a casa. È stato tutto in un lampo che purtroppo, guardi, non so neanche descrivere con quanta arroganza e bestialità che si sono comportata sta gente. Per fortuna che non ho trovato soldi, perché se no mi ammazzavano. Avevano un coltello così, una pistola che non so se era finto. Papais azzarda anche di più. I banditi avevano accento veneto, 3 mascherati e 1 no. O zingari, oppure albanesi, oppure marocchini, oppure tunisini, che non so. La coppia è stata salvata dai vicini di casa, che hanno sentito le urla di Gianfranco e Ivana e hanno chiamato la polizia. E ora in tutto il Veneto orientale è caccia ai malviventi. E dunque è determinante l'intervento dei vicini di casa, Antonella Trevisani e Isidoro Caminito. Allora sentiamo come ricordano quegli istanti terribili. Tanta paura, purtroppo sono casi che succedono e nessuno è preparato a questo, e quindi le reazioni, i tempi di reazione sono a volte imprevedibili. La signora ha urlato, mio marito è corso lì, sì, mi ha avvertito e dopo abbiamo chiamato subito il 113. Tutto lì, e dal pianerottolo ho visto una colluttazione tra il signor Papais e un ladro, insomma. Le grida della signora erano talmente forti che era quasi impossibile non sentire. Comunque è da sottolineare che i signori non si sono mai persi d'animo, hanno continuato a lottare e a gridare. Abbiamo suonato dei campanelli, abbiamo telefonato, abbiamo chiamato continuamente la signora, fin tanto che poi i ladri si sono sentiti scoperti e probabilmente questo ha favorito la loro fuga e in qualche modo la liberazione dei signori, insomma.